Non sugo più, non sugo più. Tappa questa questa maniera qua. Sei tutto titica di carte. E là, buonasera a tutti quanti, a quei da Dio e a quei davanti. Finalmente se comincia il nostro nuovo programma dei Bronze Querte Baionari. Che siamo qua in osteria, nella nostra osteria, in attesa di vedere la sintesi della partita del Padova. E perché Baionari? Perché si parlerà di tutto quello che è rotondo come il calcio, come chi che piace bae, chi che gira bae, chi che non bae, chi che conta bae, come te soprattutto. Dove sei che siamo? Siamo nella nostra osteria, l'osteria dei Baionari. Anzi, facciamo così, facciamo un quiz. Chi che riesce a scoprire dove che siamo, basta che mi scrive nella nostra email. Ma è semplice, è un'osteria dove che va tutti quanti e parlare del calcio, del dove che siamo. Ecco, vediamo se indovina. Perché la verità è gente seccata nel bar a parlare del calcio perché non altri del calcio. Noi abbiamo dentro il nostro DNA. Noi altri del Bayern sapevamo tutto fin da piccoli. Chi è che non si ricorda? Mi ricordo come se fosse adesso. Sapevo tutto del Bayern. Sapevamo tutto. Avevo tutti quanti le figurine. Come si chiama l'album delle figurine? Come si chiama l'album delle figurine? Panini, l'album Panini. L'album Panini. Questo qua Panini. L'album Panini. Noi altri che avevamo l'album Panini dove attaccavano tutte quante le nostre figurine. Esatto. Ti ricordi? A proposito di figurine, ascoltami un attimo. Abbiamo fatto l'album apposito, l'album fatto apposta per il calcio. L'album dei Baionari, l'album dei figurine del Padova, e ogni sera, ogni lunedì sera, noi vi presenteremo una figurina del calcio Padova. Cosa che abbiamo stasera? La figurina di oggi del calcio Padova è la figurina di Alessandro Orlando, Chiseo Alessandro, difensore. Ecco. È ora nato classe 1970 da Udine, le altezza 1,72 m, insomma una bella altezza. Diciamo che sia un giocatore peso esperto. 69, un bel numero, se fa ancora su bella figuretta. Alto. E che gioca da per tutti i cantoni. Dove ha giocato? E che gioca nell'Udinese, che essendo di casa, là, dopo nel Parma, nella Sampdoria, nel Milan. Anche nel Milan ne a Juve, ne a Fiorentina, quando era a Fiorentina. E si è finito qua a Padova? No, è finito qua. E finalmente si è venuto a giocare a Padova per fare grande il Padova, quindi un giocatore di esperienza. Esatto. Ecco. Quindi Orlando è la prima figurina del nostro album Panini. Ho messo sull'album. Benissimo. Ma una volta che avevamo canonati l'album, ti ricordi? Ma mi ricordo come se fosse adesso che fuori di scuola, che era sempre quello che vendeva le bustine, ti ricordi? Vero? Sì. Fuori da scuola era quello che vendeva le bustine. Ah, che massa! Anche adesso fuori da scuola vende le bustine, non si cambia niente. Come non si cambia niente? Ti ricordi, una volta figurine, ti ricordi? Era de carta pettante che ora la pettava direttamente nell'album. Adesso invece le figurine sono completamente cambiate, liofilizzate. Sì, si sniffa. Quella che tira di più è quella di Maradona che gioca nel Coca Juniors, sacramente. Ascolta, ma se finire qua è sorpresa dei Baionari, avremo anche l'ospite. Giura? Sì. La produzione non ha permesso di avere un ospite eccezionale, saremmo letteralmente putrefatti di avere un ospite della non sta a dire niente, dobbiamo subito attaccare al bar. Perché... calmo, non state in malbar. So emozionato. Va bene, andiamo subito a vedere il nostro primo ospite dei Baionari. Ospite dei Baionari, Perla Galderisi. Ciao Perla. Applausi, ciao a tutti. Fragorosi. Non urlare, non cominciamo subito così, Allora, dobbiamo veramente cominciare alla grande puntata dei Baionari con un ospite veramente eccezionale. Dobbiamo passare subito un ospite al femminile, cioè a moglie di un calciatore famoso come Nanu Galderisi. Ma la prima domanda, che è anche una curiosità che ha un po' tutti quanti: cos'è il ruolo della moglie di un calciatore famoso? Cosa è che fa a moglie di un calciatore? Se è vero, per esempio, che ti tocca lavare ti e magliette quando che torna a casa da Bayonne, e soprattutto quando che sei inverno, con i campi pesanti, insomma, che sei con i problemi? A parlare, signora. Allora, a parte, vabbè, lavare le magliette, i calzini, queste cose qua, che sono ordinaria amministrazione dalla serie C in giù,
la moglie di un calciatore deve portare una grandissima pazienza, tanta pazienza. Dal martedì comunque alla domenica pomeriggio, sperando di vincere una partita, perché sennò settimane di passione infinite, e chi più ne ha più ne metta. Vedi come che si dimagria, come si consuma, si è talmente sugata. Ecco, ricordiamo agli spettatori che Baionari, se parla del Baion, ma Baionari vuol dire che se conta però questo bar. casca, questo casca un pochettino, va un pochettino. Ecco. Scusa, a proposito di Nanu Galderisi, dove sei finito adesso? Che sei un tocco che non sentivo, che chi l'ha visto? Giulia Nova. Giulia Nova. Giulia Nova. Amorosa Nova a Giulia Nova. Serie C1 girone B. Ah, ecco, quindi lei è allenatore di una squadra di dite sempre tutti quanti così dopo. E come va, dico, come funziona? Ci si barcamena, dai, si tira avanti. Ma dove sei detto Giulianova? Ai confini della realtà. Dove hai detto Giulianova? Spiega, perché non altri che Giulianova è sul confine tra le Marche e l'Abruzzo. Sì, io che avevo anche sull'album, però fa parte dell'Abruzzo. Che però fa parte geografia, che fa parte dell'Italia. Benissimo, benissimo. Sì. Ecco, volevo fargli una domanda un pochettino più così sull'intimo, piccante alla Perla, per esempio. Sappiamo che la Perla si abitua a andare anche sull'intimo, essendo una conduttrice televisiva di una certa importanza. Sappiamo che sei una conduttrice televisiva di un programma, diciamo, di costume. Qualche volta anche senza costume. Come sia la tua esperienza? Dai, tiralo fuori. No, Tefè è un programma che si chiama Così fan tutti. Sì, perché lo facciamo proprio tutti. Tutti quanti. Ecco, però mi volevo domandare. Lavare i piatti sentendo, sì, appunto. Che differenza che c'è tra il Baion, il calcio, sport e invece un programma così, che un argomento di un po'... sessualità? No, dico che se differenza tra le cose è tutta la stessa roba, sempre. Oddio, comunque guarda, nello sport le fasi sono 4, tra riscaldamento e l'attività sportiva fisica vera e propria e il recupero. E nella sessualità la cosa è uguale, quindi poi alla fine la soglia è veramente ridicola. Che se il fallo laterale, che se tutte queste cose. Praticamente la stessa medesima roba. Infatti non faccio grande sport, in compenso non faccio neanche. Allora, tu proprio bianco totale. Fare. Come ti trovi tutti così conduttrici, anche quando ti frequentavi soprattutto il mondo del calcio, dello sport, femmina in mezzo a tutti quanti sti maschi? Ma oddio, io non ho mai avuto nessun tipo di problema, non mi sono mai preoccupata di questo. Che credo. Ti si sta anche modella, te come sa così, toccaria come modella, e come modea penso che ti si anche un modeo, soprattutto per i giovani. Infatti ti hai messo su una scuola di calcio, sei presidente di una scuola di calcio molto importante anche. Vuoi tu parlarmi di questa esperienza? Sì, è un'attività nata proprio per il piacere di fare qualcosa per i giovani, in quanto io ho un figlio, io e mio marito abbiamo un figlio di quasi 13 anni e credo che sia importante oggi tenere i bambini lontani da quello che è il sociale, da quello che è la strada, da quello che sono i pericoli proprio dei nostri anni, e quindi fare un qualcosa e far credere a dei ragazzini, comunque far credere e dare delle concretezze a dei ragazzi che comunque c'è qualcuno che fa qualcosa per loro sia importante. Brava Perla, non avrei mai detto, invece brava. Vedi Totti? Praticamente sei un vivaio il vostro vivaio, e viene fuori anche dei calciatori che hanno un certo... Ti dirò che abbiamo avuto anche qualche soddisfazione, in quanto qualche giocatore è andato in società professionistiche di categorie professionistiche proprio. Purtroppo il tempo stringe, non avremmo su fare tantissime altre domande, però il tempo purtroppo è il momento di congelarci da tutti quanti i nostri di congelare me. Quindi noi vi salutiamo tutti quanti, vediamo appuntamento a lunedì prossimo qua con i Baionari dalla nostra osteria, e vi ricordiamo, se vuoi iscrivermi alla nostra email, se avevi un computer, bronzequerte.it. Vi assiemo con un pensiero, vi ricordiamo quello che diceva sempre me pare, baia longa e pedalare. Ciao, grazie Perla. Comunque Padova.
Baionari! Tutti i lunedì alle 22:30 su Teleregione. La sintesi della partita del Padova con Gildo Fattori e le Bronze Querte. Pescaveccia. Come pescaveccia? Pescaveccia, pescaveccia, pescaveccia. Cancaro che non si ha. Dai, buonasera, buonasera a tutti quanti, a quei da Rio e a quei davanti. Ancora una puntata dei Baionari. Grande successo della nostra prima puntata settimana scorsa dei Baionari, e il nostro sito www.bronzequerte.it sta invaso da messaggi. Sul serio? Tutti che mi scrive Bronzequerte Sitona a scrivere direttamente sul nostro sito. Siamo Baionari. Ma allora, perché noi altri ci troviamo in questo luogo? Dove siamo? Siamo su una osteria, la osteria dei Baionari. Anzi, se vuoi invitarmi, noi veniamo anche nella vostra osteria. Guardi, mi invitai, noi veniamo a fare il programma nella vostra osteria. Per il momento siamo qua. Anzi, se vuoi scoprire dove che siamo, scrivimi e vediamo cosa che succede. E perché? Perché se mettiamo nell'osteria? Perché l'osteria è il luogo dove la gente si parla, in compagnia, beve un dosso in compagnia, mangia un espressetto, e soprattutto con qual è l'argomento preferito? È il calcio. È il calcio. Noi ti parliamo naturalmente del Padova, che è la nostra squadra. Perché noi abbiamo la squadra del Padova in te il cuore. Di la verità, noi per via del calcio, diciamo che è stata una volta, lo avevamo nel DNA, lo avevamo dentro. Nel nostro sangue, perché noi altri... è il campo. Chi è che non va a giocare, quando che ha 5 minuti, va a tirare due calci su un campo, sì. No? È il campo, non avevamo miei stadi che adesso. È il campo nostro, era il cortile di casa mia, 2,25 m per 7,36 lastrica, piastre A, bituma. E era assolutamente vietato assoluto fare cross. I cross casa mia, ma scherzi. Perché altrimenti il Baion andava a finire nel giardino del vicino in fianco, il quale toglieva il Baion in ostaggio. E adesso che deve venire topare Torlo. Meglio se viene tomare. Sbuso. E continuiamo, come ormai che abbiamo iniziato consuetudine, il nostro album dei figurini. Perché l'album Panini. Abbiamo l'album Panini dove tacchiamo le nostre figurine dei calciatori del Padova. Ogni puntata una figurina di un calciatore per conoscerli anche a meglio i nostri calciatori. E allora, oggi è la volta di Gianfranco Circati. Dimmi tutto i Circati. Circati è uno dei nostri meglio difensori. Un difensore anche questo. Sì. Allora, Circati, classe 1971, cioè si prende in Cassaraghi, diciamo l'età, ma non altri. Io dicevo... Lei è esperto. Esatto, è nato a Fidenza, in provincia di Parma. Ah, lei è un parmense, sto qua. Lei è un parmofilo. Altezza 1,89 m, e lei è una stanga, sai tu? Lei è un beltoso. Mandolon, alto. Peso 82 kg, insomma seria un po', lei è un po' robusto. Questo qua è che giocare in un smerdaro di squadra, è che giocare nel Parma, dopo si andare a finire un fiaso nel tacco a Siracusa, dopo si torna su a Modena, dopo si spostare a Rente Casa a Ravenna, dopo si andare un fiaso nel tacco a Ma che serie siete? Robetta, ma anche in A, anche in B sta. Sì, sta anche in A quando è giocare nel Parma, in B nella Ternana, nel Cagliari, e dopo lei va qua a Padova. Lei è uno dei nostri. Nella gloriosa squadra del Padova. Ecco qua, attacchiamo figurina nel nostro album. Dove hai detto attaccare? Assieme a Magno. Mi raccomando, oggigiorno noi dobbiamo attaccare sempre solo che figurine, perché poi figurasse
che pensiamo un'altra volta. Ma naturalmente siamo arrivati al momento club. È il momento club del nostro programma di Baionari. Club. Successo clamoroso e scorse puntate, l'ospite dei Baionari. Che abbiamo andiamo a vedere al bar. Qua sto turno andiamo qua a vedere al bar. Ve lo assicuro. Ma io che niente. No, il Gesè. Al bar, andiamo al bar. Andiamo a catarlo, dai, avanti. Ospite dei Baionari abbiamo Paolo Bellomo. Ciao Paolo. Ciao. No, non vai così, scusa. Mi fa qua pacciolare questi qua magna come. Aspettiamo che ti cominciessi. Chiseo Paolo Bellomo. Questa è una domanda. Chiseo Paolo Bellomo. Giornalista intanto. Ex politico assessore al commercio. E al bilancio. Cantautore. Ex calciatore. Giocatore del pallavolo Serie D. Imprenditore, nel senso che non ha proprio preso. Professionista del quiz televisivo, vincitore del super premio del quiz show di Amadeus del Rai 1 l'anno scorso. Medium. Cuoco. E infine, ma roba più importante, Ciosotto. Vero? La professione. Ciosotto. Seguiamo di smenticare qualcosa, Paolo? Beh, lasciamo stare perché ho fatto anche altre robette. No, seguiamo di smenticare qualcosa, e questo qua è il premio che te che hai vinto proprio in questi giorni, una cosa che non sapevo e ho letto sul giornale prima che ti venissi. E casualmente user va casualmente col premio un po' mostrato. Me lo porto sempre dietro. Allora, nel senso che sei prezioso, che hai paura che ti otarma. Esatto. No, dimmi cosa che è questo premio, perché ti avevi vinto. Ma questo è un premio di un concorso internazionale di cinematografia, di documentaristica per l'esattezza, che ha pensato bene di darmi, non so perché, ma comunque già abbiamo 80 concorrenti e è un po' più bello. Tu hai visto che Gaccia Palleone, Gaccia Palleone. Se c'è Palleone, sbrana. No, diciamo che niente, bisogna toccarlo sotto coso qua, perché porta fortuna. Bell'uomo, scusami un attimo, adesso non so i gusti tuoi, però bell'uomo, come fai a chiamarlo? Uno è già bell'uomo. No, perché siamo di origine normanna. Nel 1100 sono arrivati. Sì, e dopo si è perso Pacciosa. Ma andiamo al dunque che nostra intervista, perché la gente vuole sapere da te roba importante, soprattutto sul Padova. Allora, come cantautore, che ti si cantautore, che canzone è che te abbinarissi al Padova? Sicuramente si può dare di più. Si può dare di più. A chi? A Masocco, nel senso che cacciare gli scape i giocatori? I ragazzi in campo. I ragazzi in campo, vabbè. Invece, come politico, come ex politico, cosa direte della questione dello stadio? Ecco, dopo tutti quanti i skate che abbiamo speso per fare un stadio nuovo, adesso pare che tutti quanti vogliano tornare al vecchio stadio alla Piani, vero? Molto semplicemente, io ho votato contro la delibera per lo stadio, quindi... Sì, favorevole al ritorno. Vabbè. Come vincitore dei quiz, è vero che qui hai vinti alla Rai te si diventa azionista del Padova? No, questo non è vero. È vero, ma no. Basta Rissi? No, è vero un'altra cosa invece, che ho sponsorizzato il restauro di un quadro della Pinacoteca padovana. Benissimo. Ma scusate, una curiosità personale. I ghetto tirai sti benedetti skate? Guarda, me lo domanda al manco 10 volte al giorno. Sì, li ho tirai e quasi bagnai. Ecco, molto prestare qualcosa. I parenti che gli spettava deve vedere. Allora, poi come medium. Poi ti fanno un pronostico su chi che vincerà il campionato? No, un attimo, a me non faccio medium. Cosa sei, mago? No, mi interesso d'esoterismo, ma è un'altra cosa, quella è una roba seria, quasi poco serio voyaggi, quindi sta roba non puoi dare la risposta. Che campionato sei quello del Serie C? Padova. Padova può arrivare ai playoff, può arrivare. Questo è un pronostico, guarda che ci scriviamo e poi ti facciamo vedere. Dito da Bellomo è una garanzia. Come Cogo? Cosa che diresti, per esempio, cosa che daresti a mangiare i nostri giocatori del Padova? Sedano, perché il sedano fa molto bene per molte cose. Ma lascia perdere, Vabbè. Come ex calciatore, perché sai ex calciatore e giornalista sportivo, sappiamo che sei una specie di allenatore, pochettino, no? Se te lo fossi veramente, che squadra veneta ti piacerebbe allenare? Il Padova. Benissimo, quindi potremmo buttarla là. Toccate che dai una mano e se tu il braccio. E infine, come Ciosotto, vorrissimo sapere cosa che te che entri ti col Padova.
in Ciosotto. Stai attenti, Fioi, che sta anche Cerilli che sta capitano del Padova, e Cerilli del Ciosotto. Nello stesso periodo lui era ero, anzi, dite in Ciosotto, era capitano del Padova e mi ero assessore al commercio. Quindi qua a Padova se troviamo bene gli altri Ciosotti, ormai mi sento padovano in realtà. E comunque qua si sta bene, si vive bene, Fioi. Si vive bene anche a Ciosa, però anche qua. In conclusione, conta di più a fortuna o darsi da fare? A fortuna, bene, abbiamo capito che non occorre che siamo in conclusione. Tutti quanti, vedremo appuntamento a lunedì prossimo con i Baionari, altri ospiti importanti. Se vuoi iscrivermi, Bronsequerte, bronsequerte.it, e naturalmente vi ricordiamo quello che diceva sempre me pare. Baia longa e pedalare! Anche voi altri, Come? Ah, pari. Come? Dispari. Ah, che non te ne imbrocchi una, su, più continui. Boom. Dai, Cramenta. Buonasera Savio, buonasera a tutti quanti, a quelli da Rio e a quelli davanti. Baionari, l'unico programma che parla del Bayon, ma non solo, perché i Baionari dappertutto. Baionari che ne è dappertutto, ve posso assicurare. Mamma mia, e allora noi oggigiorno, come tutte le settimane, se cattiamo qua nella nostra bar preferita, nella nostra osteria preferita, a parlare soprattutto del sport, del calcio e parlare della nostra squadra preferita, che è il Padova, chiaramente. No, anche che avevamo il Bayon in testa, Tosi. Avevamo il Bayon in testa, non sono l'unica. Ha una pesante. Non capisco come mai, ma ho una baia che mi gira. Comunque vi ringraziamo per il grande successo che Negavi riserva nelle puntate precedenti. Bayonari sta visto da centinaia, migliaia, milioni di spettatori, non solo nel Veneto. Oserei dire un numero imprecisato, un smerdaro di persone. Bayonari. Ieri volevo parlare del Bayon perché noi siamo esperti del calcio, parlavamo un po' anche dei nostri tempi, a volte ti ricordi che parlavamo del calcio. No? Perché il calcio è una roba che uno la vive direttamente dal di dentro, ecco, e soprattutto se cambia rispetto a una volta. Sì, una volta ci contentai poco, tiravamo due calci sul Bayon, buona, anche a divisa. Come si che uno come si che andava a giocare al Bayon? Andava con le braghe curte, rigorosamente de veudo a coste. Sta costa stretta, inverno costa larga. Come si che dice il proverbio? Fine Nadale, freddo non fa, braghe di sta. Dopo Nadale, freddo se passa, braghe di sta. Sempre, invece adesso tutta con sponsor e scarpette quanto con sponsor e magliette con sponsor, è tutto quanto bello, i scarpe nuove del Vai Sport, tutta roba firmata, caro, firmata da chi che gli paga, ecco. Invece adesso però che era una volta, che anche adesso c'è l'album di figurine. L'album di figurine è intramontabile. Il nostro album di figurine gli era sempre solo quello. Nessuno. Panini. Fai vedere l'album di figurine. Però il nostro è particolare perché è l'album di figurine del Padova. Che noi ogni settimana attacchiamo una figurina. E un chi che attacchiamo? Vabbè, oggi attacchiamo una figurina che si da Chiottosi. Una figurina che è un figurone, quell'altro che è più che una figurina. La figurina di oggi è De Felice Centofanti. Centofanti. Allora, diamo la scheda tecnica del nostro grande Felice. Felice è nato nel 69. Però, ragazzi, Marettine. È nato a Teramo. Saria. Ecco, è altezza 184. È un bel altro sta. Dove visto che mando? Non passa per la porta. Pesa 70 kg. Saria un po' secchetto. E anche il nostro caro Centofanti ha militato in squadre importantissime come il Teramo,
Dopo si è sbagliato di andare a giocare in Tel Verona, non si sa come mai, dopo si è passato subito al Iesi, al Barletta, al Nola, al Palermo, sempre Pisò, dopodiché è tornato su, e lei vi arriva finalmente. Dove? Nel Padova, perché ormai che che Serie A, è in Serie A, Ancona e neanche nell'Inter. Anche nell'Inter. È un giocatore importante. Petà figuri mi sono anche mangiato. Oh, non si finisce qua così, perché qua avanti è Baionari. Ganemo di tutti i colori e soprattutto in attesa di vedere a partire del Padova a sintesi che se dopo non andiamo al partire non interessa non interessa perché non sappiamo già perché con l'ospite che venirà adesso se sei in grado di sapere come finirà tutte quante partite da qua fino a fine dell'anno. Andiamo subito al bar a scoprire qual che è l'ospite dei Baionari di stasera. Andiamo a vedere chi è sei. Ospite dei Baionari oggi Sandra Gigli. Sandra Gigli è un'astrologa seria, non è una maga, non è una sensitiva, non è una cartomante, è astrologa. E non altri perché che ci chiama Sandra Gigli? Astrologa! Che ci chiama Sandra Gigli, astrologa, che avevamo chiesto di fare l'oroscopo del Padova, serio, per vedere dove che andiamo a finire. Che non vi dicevamo prima qua i Baionari. Cioè che si sente che sei buona, esperti di Baion. Che si sente che sei buono a spendere da quanti miliardi per far su una squadra e senza sapere come andrà a finire. E con una semplice intervista vedremo esattamente come andremo a finire. Ma prima di passare a sentire la nostra astrologa cosa che dice del Padova, cosa che dice gli astri del Padova, noi vorremmo fare un piccolo test per verificare se Sandra G se intende un attimo del calcio oppure a pace così tanto per pacciare. Ecco. Bene. Allora, con quante baie si gioca a partita di calcio? Con una. Ti de credi? Una, due, tre o più? Vabbè, dai, insomma perde. Seconda domanda. Cosa si fa la riga bianca per segnare il campo? Non lo so. Ah signora benedetta. Cioè non c'è cocaina, non c'è gente che attira, però andiamo con un'altra domanda. Ecco. Se dopo un gol i giocatori si basa e si struca tra de ori, dopo nei spogliatoi cosa c'è che succede? Non so, ma entra. Ma ma qua non siamo preparati. Allora, un arbitro che commenta una partita in televisione, se ho un cornista sportivo non lo sa. Se chi lavora coi piedi ciapa una pacca dei miliardi, chi che lavora col cervello, cosa dovresti ciappare secondo te? Questo me lo domando sempre. Secondo te, che ti sia anche un pochettino una dottoressa, ecco. E il calcio, gli ossi, li rinforza o li spacca? Una e anche quest'altra. I tiri di Maradona, ti conosci Maradona? I tiri Maradona, i faseveo di piede, di mano o di naso? Tanto di naso. Ma veniamo quindi all'oroscopo serio stavolta della nostra astrologa. Vediamo come che andrà il Padova. Parla Sandra. Allora, il Padova come associazione nasce, cioè come appunto società, nasce il 29 gennaio del 1910, quindi è del segno dell'Acquario. Quindi ho scoperto che il Padova è dell'Acquario. Padova è dell'Acquario. Fa acqua e ora. E tutti gli ascoltatori che ci guardano sanno bene che l'Acquario è in un periodo un po' di trasformazione, quindi anche la società si è dovuta trasformare nel corso di questi anni. Però questo periodo di trasformazione sta per finire e stanno iniziando, diciamo, dei momenti più stazionari, più stabili. Per quanto riguarda il campionato in corso, io direi che è iniziato con un passaggio planetario interessante a settembre che dava forza, tonicità. Passaggio planetario. È là che abbiamo visto tutti, non è che te avevi fatto sforzo. Ecco, però andiamo avanti. A dicembre ci saranno ancora da sistemare delle questioni, secondo me, in parte burocratiche, quindi non so se sia... No, ma può essere roba delle carte. In parte. Dall'altro lato, proprio anche è una ricerca di un equilibrio interiore all'interno. Se parlo è difficile partire questo, forse, però insomma all'interno della squadra. L'equilibrio interiore all'interno mi fa pensare che robe che non vorrei commentare. Quindi dicembre
stazionario. Sì, sì. Poi marzo e maggio saranno 2 mesi importantissimi, soprattutto marzo. Marzo sarà un mese di grande forza, ci sono dei passaggi planetari che proprio rappresentano le forze sportive, cioè proprio il dinamismo, l'attività. Quindi primavera va bene, insomma. La primavera è promettente. Quindi si può dire che come si concluderà questo campionato? Secondo me le premesse ci sono perché si possa concludere veramente bene. Quindi insomma, Masocco sta tranquillo, no, perché ieri no, non gara star tranquillo, lui deve darsi da fare. Se passa un passaggio planetario ti tira sotto, sacramento, se una roba. No. Il detto aiutati che il cielo ti aiuta, cioè il cielo aiuta, manca, io da. Non ho capito, dico a Masocco aiutati che c'è. Voglio vedere i giocatori come comunque potremmo dire che sta a confermare una previsione che ha fatto il medium Bellomo ieri sera e l'astrologa ha confermato che noi facciamo conclusione noi altri, quindi non resta che salutarvi tutti quanti e darvi appuntamento a lunedì prossimo 22:30 Teleregione con i Baionari. Se vuoi iscrivermi qualsiasi roba puoi iscrivere alla nostra email bronzequerte.it. Naturalmente vi ricordiamo come sempre quello che diceva me pare baia longa e pedalare. Ciao.